eccoli qua. Da questo secondo meeting dei tecnici a Padova, un meeting affollatissimo, devo dire la verità, con la presidente di FISA Veneto, Clara Campese. Credo che possiate soltanto che essere soddisfatti. Soddisfattissimi e con grande entusiasmo ho accolto veramente questa presenza di oggi massiccia, in considerazione del fatto, come dicevo prima, che non è un aggiornamento, perché quando questi incontri sono considerati aggiornamenti ovviamente c'è una motivazione ulteriore. In realtà tutti i tecnici e gli istruttori sono venuti volontariamente per confrontarsi e per apprendere le novità per il 2019. Qual è il messaggio che FISA Veneto vuole trasferire a queste persone che sono così importanti nel movimento? È un messaggio chiarissimo, la coesione. Noi siamo un gruppo, mi metto in mezzo anch'io, ed abbiamo un ruolo fondamentale, insostituibile all'interno di tutto il comparto equestre. Come diceva il procuratore, siamo anche degli educatori, quindi c'è un'ulteriore responsabilità che non è da trascurare. Per chi ci guardasse invece attraverso la pagina appunto FISA, che non è qui presente, che cosa dovrebbe raccontare di quello che sta accadendo qui dentro? Per esempio c'è anche una premiazione molto importante. Sì, è sempre collegato al concetto che siamo e siete un gruppo che opera non solo per dare degli elementi tecnici, ma soprattutto e preliminarmente per dare dei valori umani, perché abbiamo a che fare con un mondo enorme e variegato di giovani, ma abbiamo a che fare anche con un animale straordinario che è il cavallo, che è un grande maestro e mette in evidenza che i valori stanno prima di tutto, anche prima della tecnica.